se la chiamiamo così la mettiamo sotto un punto di vista, diciamo, da ultima spiaggia. Le partite ce ne sono tante, vanno giocate e quindi è una partita importante, dobbiamo cercare di ritrovare i 3 punti. Veniamo da una buona prestazione a Crotone condita però da 0 punti, quindi dobbiamo ancora metterci qualcosa di più, dobbiamo ancora lavorare di più per cercare di portare a casa una vittoria, che vuol dire che le svolte non arrivano in una partita, perché se vincessimo domani è finito il campionato, no, e quindi la svolta è l'ultima partita ed essere salvi col Padova. Come sta la squadra? Con chi c'è infortunato, chi è tornato disponibile questa settimana? È tornato disponibile Clemenza, dal fatto che è disponibile per la panchina, ci darà una mano dalla panchina, non so il minutaggio, perché al di là che poi abbiamo queste 3 partite ravvicinate, quindi devo valutare bene e anche distribuire le forze. Rispetto a Crotone si è rifatto male Madonna, e quindi una ricaduta dall'infortunio. E gli altri sono tutti a disposizione, tranne Sarno che ancora ha bisogno di una settimana. Gli altri sono a disposizione, li ho visti concentrati, vogliosi, sanno che le prestazioni, prima o poi le prestazioni di Crotone porteranno risultati, bisogna proseguire, dare ancora qualcosa di più dal sottoscritto a tutta la squadra per cercare di venire via da questa situazione che ci siamo infilzati con le nostre mani. Non è una crisi, ma è una situazione particolare e le situazioni particolari si viene via con l'atteggiamento giusto, positivi, tutti uniti e senza isterismi o andare alla caccia di streghe. Anche se il periodo è Halloween, insomma, però 3 partite. L'ho detto apposta, l'ho detto apposta, non andare a caccia delle streghe, perché il 31 mi sembra che sia il giorno di Halloween. Noi siamo consapevoli di fare un lavoro che avrà una sua chiusura l'ultima partita, consapevoli che sono convinto che noi ci salveremo perché ho a disposizione uomini e giocatori importanti e quindi dobbiamo proseguire questo senza farci distrarre da situazioni particolari, che in questo momento nell'occhio di Ciclone ci finisce l'allenatore, è abituato, ha fatto 10 campionati di Serie B, quindi è abituato, sa che questi momenti ci sono, ho sempre promesso grande impegno, ancora di più ce lo metterò. Ho fatto una battuta che finché non salverò il Padova dovrò anche ammalarmi. Queste io le parole le mantengo. È chiaro che forse con un po' più di tranquillità le cose si vedono in un altro modo. Adesso siamo quintultimi, siamo in una situazione ancora con un piccolo salvagente. Se in questa settimana dovessimo fare quello che noi ci aspettiamo, fra la settimana si parla di ancora allenatore che va bene per Padova, i giocatori sono bravi per Padova, quindi fa parte del calcio. Criticano Allegri che vince quello, figurati se non criticano Bisolni che non ha fatto niente. Ecco, però 3 partite in una settimana, chiaramente la più importante è quella con lo Spezia, tra virgolette, no? Certo, perché è quella che è la prima immediata. Noi non dobbiamo fare delle tabelle, noi dobbiamo giocarle le partite alla morte come avevamo fatto l'anno scorso. È chiaro che quella, la prima dello Spezia, è quella che ci può permettere con un risultato positivo di affrontare le altre 2 con uno spirito diverso, quello che ci manca ultimamente. Noi arriviamo a un momento dove siamo tutti sul pezzo, così al minimo, diciamo, errore o difficoltà ci vengono in mente tutti i fantasmi proprio per Halloween, proprio per questo. Come state vivendo voi un bel campo, questa situazione del B19, B22, B non si sa, non vi interessa, avete problemi più grandi? Io ho problemi più grandi, ho problemi nel senso che, non problemi, ho cose più importanti da guardare, chi sta bene, chi riesce a recuperare. Mi sembra che stiamo facendo un po', uso un po' una cosa forte, ridere il mondo, anche se poi il mondo non ci guarda la Serie B, però mi viene di dire stiamo facendo ridere il mondo, se ancora oggi non sappiamo se il campionato è a 22, se domani viene sospeso fino al 26 marzo, se tutte le società dovranno fare reclami per prendere risarcimenti economici. Mi sembra che stiamo dando un'immagine di noi molto brutta e mi dispiace perché sono convinto che il calcio sia una cosa molto seria, ci sono imprenditori che mettono soldi, che ci mettono passione, allenatori che non fanno solo per il solito, per il lavoro economico ma anche per passione, e quindi
Poi la B è una bella vetrina, insomma, sono viste belle squadre, sono viste un bel torneo, quindi è... mi sembra che la B sia l'anticamera del calcio mondiale, e quindi siamo a ridosso del calcio mondiale, quindi noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo dando una brutta immagine.